Il tema è di mettere a terra bene queste risorse e di farlo in modo efficace. Noi oggi abbiamo costruito una cornice all'interno del quale si può fare, si dovrà poter fare. Queste risorse saranno spese con la collaborazione di tutte le attività produttive, con un confronto. Non si potrà accontentare tutti, vedo che naturalmente non si potrà accontentare tutti. Voglio poi, e questo è un appello che faccio, che le proposte siano proposte fatte e chi fa le proposte si assuma la paternità della proposta, perché uno dei problemi che abbiamo nei confronti del mondo della pesca in particolare è che spesso vengono fatte proposte di interventi e poi dopo viene cambiata in corso d'opera questa proposta che viene fatta, e noi investiamo e poi dopo ci dicono no, avete sbagliato a fare questo tipo di intervento. Allora, signori, questo è un territorio in continua mutazione, perciò quello che vale oggi può non valere domani. Dobbiamo stabilire dei principi di intervento, condividere degli interventi e poi dopo andare avanti su quelli. E se ci sono delle proposte, chi le fa deve assumersi la responsabilità e la paternità di quello che viene fatto. Infatti io ho chiesto che venissero verbalizzate tutte le riunioni, l'ho detto col direttore, tu ascolta tutti, prendi nota di tutto quello che ti dicono, cerca di accontentare tutti il più possibile, ma metti a verbale quello che ti hanno chiesto, perché non voglio che un domani venga imputato al consorzio o alla politica che avete buttato via dei soldi. È la cosa più brutta che può arrivare alle mie orecchie queste. Avete fatto qualcosa che non serve a niente. Beh, scusami, quello che viene fatto, signori miei, dobbiamo farlo insieme e tutti con la logica non del singolo interesse di un singolo soggetto, ma con la logica del nostro territorio, del nostro delta. E quindi è con questo approccio che io vi chiedo, dateci tutti una mano.